Oh my god. Là fuori, Ivanu, Mr. Bobo. Buon momento suono, poi tu livo con chi schizzi. Ho cominciato a fare rap nel 2004-2005, diciamo che a me è sempre piaciuto scrivere, anche quando ai tempi della scuola io comunque l'unica cosa che facevo era disegnare e scrivere. A me è sempre piaciuto l'hip hop in generale, mi è sempre piaciuto il breaking, il writing, il DJing e l'MCing, però la cosa che più mi veniva spontanea, la cosa che più mi veniva naturale e soprattutto che più mi veniva bene era proprio fare il rap, cioè andare su un palco, prendere un microfono e dire quello che pensi senza nessun tipo di problema, senza censure e senza barriere era la cosa che più mi ispirava, era la cosa che più mi faceva stare bene. La Panchina Crew nasce da un'idea mia insieme ad altre persone, nasce appunto nella zona est di Napoli, precisamente a Volla. La Panchina Crew eravamo una comitiva, in pratica un gruppo di amici che appunto si vedevano tutti i giorni in pratica fuori questa panchina e da questo prende il nome del gruppo. Il rap per me è il fulcro principale della mia vita, cioè per me il rap l'ho sempre messo prima di ogni cosa. Non c'è, penso, una cosa che mi dia più soddisfazioni e non penso che ci sia una cosa che riesca a farmi sentire vivo più della musica. Poi comunque per me fare rap è sempre stato una forma di sfogo, infatti più sono arrabbiato, più riesco a scrivere tranquillamente, riesco a scrivere delle belle cose. Diciamo che è la cosa che mi fa stare tranquillo, è la cosa che, ripeto, più mi fa sentire vivo. La prima volta che sono salito sul palco la ricordo molto bene perché era ad una battle di rap alla sede di CK e la prima volta è come tutte le volte che sali sul palco. È un'emozione grandissima, è pura adrenalina, logicamente la prima volta si trema perché è la prima volta che ti esibisci davanti a tante persone, quindi magari hai paura di sbagliare, hai paura di non riuscire a fare rime, eccetera eccetera, però poi si annulla praticamente nel momento in cui spari la prima rima, si annulla questa cosa perché almeno io entro in un viaggio tutto mio, è come se davanti a me non c'è nemmeno una persona. E ripeto, la prima volta sul palco è come adesso, è sempre un'emozione. Massimo rispetto per chi mi è stato accanto, per chi mi ha dato affetto quando la testimone distante. Il pezzo che più mi rappresenta sicuramente è A Vot Bass una parola, che è un pezzo che è in Ancora Hardcore volume 3, il terzo volume che abbiamo fatto io e Master Prod. È il pezzo che più mi rappresenta perché racconta la mia vita, racconta un brutto periodo della mia vita e racconta anche le cose belle che avevo passato fino a quel momento e ancora oggi lo reputo il miglior pezzo che ho mai scritto. Il pezzo che mi ha colpito di più ultimamente è sicuramente al 100% Paper Trail di Joey Badass. Mi ha così colpito questo pezzo che addirittura ho comprato il disco, perché attualmente secondo me è uno dei migliori artisti rap che ci sono internazionali, perché anche essendo giovanissimo, ancora più giovane di me, riesce comunque ad essere molto innovativo metricamente, però comunque mantenendo sempre le radici di quello che è il golden age dell'hip hop, ossia beat classici, rap classico, featuring da paura, però in particolare quel pezzo lì mi ha colpito anche perché c'è un beat di DJ Premier sotto che fa veramente paura. Il consiglio che posso dare agli emergenti, ai giovani, più giovani di me, è sicuramente quello di ricercare sempre lo stile e di non guardare quello che fanno gli altri, cioè di cercare di fare qualcosa che è di sua proprietà, nel senso che non si deve basare sulla musica che gira oggi, non deve vedere le produzioni, non deve vedere i rapper che ci sono oggi o che c'erano ieri,
ma devono comunque cercare di fare cose loro, di scrivere a modo loro per far così che possa formarsi il proprio stile. I 3 rapper italiani che preferisco sono sicuramente Clementino, Speaker Censu e Chaos One. Clementino perché è fortissimo live, riesce sempre ad essere molto positivo e riesce sempre ad arrivare alle persone benissimo. Chaos One per me è un colosso del rap italiano e oggigiorno, anche se comunque è una persona adulta, non finisce mai di stupire. La stessa cosa vale per Speaker Censu, che prima di Speaker Censu il rap a Napoli non esisteva. A 17 anni già ha firmato un contratto, già girava per l'Italia e era in Messaggeri della Dopa e attualmente per me è uno degli MC, dei rapper come vogliamo chiamarli, più innovativi che ci sono sul panorama nazionale. Degli artisti italiani dei cantanti italiani che collaborerei ce ne sono tanti. Una in particolare sicuramente è Carmen Consoli, anche se non è famosissima, anche se non la vedi in tanti canali, per me è una dei migliori cantautori che abbiamo in Italia. Double H state troppo ammassicci e questo lo sapete, state facendo una bellissima cosa intervistando a noi rapper che abbiamo sempre bisogno di un po' di spazio dove farci sentire. Penso che sia un bel progetto e niente, spero, vi faccio i miei auguri e spero che questo progetto vada sempre meglio, vi auguro tantissima fortuna. Un saluto a tutti gli amici di Double H, un saluto a chi segue Double H, date una mano, date un supporto a questi ragazzi che se lo meritano davvero. Questo è Revano from La Panchina Crew. Ciao, adios, state buono. Non tengo rimpianti che colpa ne tengono pata. Se i soldi ne sono sempre poi non ce la facciamo più. E volte mi ranno ma casci per troppi mazzate. Chi mi difende non ne ho stato e manca i casco blu. Ma tengo distante la gente che mi ha giudicato. Attorno a me ci voglio fare le nostre servitù.